Buonasera a tutti, visiti voi, tengo la de oggi di 11 su mese di agosto 2020 bene, non sembra quest'anno este mese di agosto, ma vi avete una buona est per tutto canto, allegria, contentezza e salute, che è la prima cosa. Bene, il tempo di tornare su Zaravallo di oggi in bici, non era di voi, lo misi, che l'ho aperto e spalazzato fino alla Saldua, poi si presenta a Carchinughello, ma del pacco conto. 33 gradi, temperatura massima, 22 gradi, sa minima. Crasa, amos 32 gradi, temperatura massima, 22 sa minima, e non mostra un pacchetto di aba che su 30% di probabilità la Saldua in poi possa resto essa die spalazzato, insomma, un che non veda minore. E dimos per non andare su meteo, possa ida, ecco, ripresentate voi, oggi, fotografia non è meta bene definita, ma fa che vede schiso che lo è limpio e libero. Cominciamo con un toccamento e dolo, in Porto Torres, in che morta Rosina Farina, Gattia de Mario Giovanetti, Brate di Zio Oreste, di Subiato, mamma di Claudio e Gianni ed è solviato di Ernestina e Antonello. Si interro il martedì 2 che a Sasugni che sa credere su Cristo risorto in Porto Torre. Condolenze e pazienza a sua famiglia tutto da parte dei Bizi TV. È un toccamento invece di allegria e te capita dal giubileo sacerdotale di Don Battore Ormeso. Questo sera c'è poi, insomma, a Saschimbe e Mamoiada, anche Don Battore Ormeso è intornato da essere familiare da metà amico, ha celebrato il suo giubileo sacerdotale suo, che in vant'anno del sacerdozio, abbiamo presente metà frades e presbiteri e fedeli venitero da essa scomunitate chi ha servito Nuvola in lo stesso stato. Nuvola San Giovanni Battista, Forne San Giovanni Battista, Siniscole San Giovanni Battista, Uliana Santo Ignazio de Loyola, Mamuiada, Beata Vergine Assunta. Aveva qualche sbaglio. Per mezzo l'augurio del PCTV a Don Battore e a mezzo l'avanzamento e a tanto atteros annos de sacerdozio cantus in disissata. Auguri Battò, ale, forza, annantisi. Andiamo a fare del suo poeta Vizichesu, aspettate che il brincata da innanzi, di Giovanni Villa, che è stato premiato in una menzione Codrongianus, Minghenne la menzione in suo terzo concorso di poesia in lingua sarda, Nicola Arca, 9 agosto 2025. Leggiamo qualche passo questa poesia, intanto va bene il poeta Elisi, in suo terzo concorso di poesia in ammento del suo poeta Nicola Arca, la giuria l'ha apprezzato con una menzione. Giovanni Torra, grazie a chi è Torra gracias a chi ha manessato il suo concorso e a Gavino Arca e Caterina Molli con figlio e nipote che lo hanno convitato in domo il solo. Risulta sì che sa poesia innocente in rucca. Si postulano in rucca a Gesù Cristo e scade Dio in cui disegno martirizzato l'ana e tutto pisto che carnestate seret un indigno l'umanitate t'hanno in a risco ma già versa enzeiti chi in susigno difatti lo Signore sepultato torreti perdonanne sul peccato. Vabbè, insomma, un po' che difficoltà da leggere, per esempio, per questo motivo che il sardo non sono riscritta a maniera sua, vabbè.
povamo lo tornare allegre, si postulano in Ruca Gesù Cristo, esca de Deus il cullu disigno, materializzato l'ana e tutto pisto che canne e serie di stato in un indigno. S'umanitate t'hanno in a risco, ma già versa en seti che su Sarvesa e se en seti che su signo. Difatti su Signore sepultato, torreti perdonando il peccato. Bravo. Andiamo innanzi, rimborso viaggio agli studenti pendolari, le dei vizi, il via alle domande. Il Comune di Biti comunica che è aperta la presentazione delle domande per poter beneficiare dei rimborsi viaggio degli studenti pendolari. Si possono fare domande anche per gli assegni di studio destinati ai ragazzi che frequentano dalla prima alla quinta classe della scuola secondaria di primo grado. Le domande possono essere presentate entro il prossimo 26 settembre, presentandosi di persona nella biblioteca comunale di via Minerva oppure agli indirizzi mail biblioteca@crochedacomunebiti.nu.it oppure info@crochedacomunebiti.nu.it oppure galo protocollo crocheda.comune.biti.nu.it. Non tanto sull'indirizzo mail ai numeri per mandare, ma la potete stampare nella pagina del suo comune. Nuove aree verdi nei centri urbani, pubblicato l'avviso ai comuni per interventi di riqualificazione di aree degradate. L'assessorato regionale della difesa dell'ambiente, Namoredato Puruerisi, ha pubblicato l'avviso pubblico per l'assegnazione di contributi agli enti locali per la realizzazione di interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, da destinare ad aree verdi ad uso pubblico e inedificabili. La misura attua in ambito regionale quanto previsto dal Fondo nazionale per il contrasto del consumo di suolo e ha una dotazione complessiva di circa 8 milioni e mezzo di euro per il periodo 2023-2027. Lavoro e cultura, sì nella giunta al piano da 25 milioni per i giovani. L'assessora Desiree Manca, disoccupati coinvolti in progetti di tutela. La giunta regionale approva un progetto innovativo che punta a creare nuove opportunità occupazionali per figure qualificate con un'attenzione particolare alla valorizzazione e tutela del patrimonio archeologico e paesaggistico della Sardegna. L'iniziativa, illustrata dall'assessore al lavoro Desiree Manca, si propone di coniugare formazione professionale e salvaguardia culturale, offrendo ai disoccupati qualificati la possibilità di intraprendere un percorso lavorativo altamente specializzato. Scusate se leggo un po' male che non posso ingrandire. Nell'isola presenza in calo, il calo vita frena le vacanze, i balneari narrano i nostri pezzi invariati e è crollato il potere d'acquisto. In effetti la monnatura di affittare un ombrellone è come affittare una domo. Un'estate particolare in Sardegna sul fronte del turismo, vabbè, non si legge, vediamo se va meglio devo. Ah, ecco qua. Andiamo a vedere. No. Un attimeggio, scusate che siamo del sito. Dai, no. Può cercare dell'ingrandire, ma non vedo il sito. Vediamo un po'.
e deve essere una manera. No, fin grandine soldi io so. Vabbè, niente da fare, non ben grandi. Bella maniera, ma come non me la metto? Oh, eolico, Torre dei Corsari, e conto le pale cinesi in cui fu rubata invadenza dei speculatori. Shock a Tokyo, due pugili di 28 anni morti sul ring, cioè questo abbiasi sport, deviati in questa scossa, hanno riportato lesioni cerebrali, due incontri disputati nella stessa riunione. Ancora tragedia nel mondo del pugilato e di nuovo in quello giapponese, ambiente dove troppo spesso si assiste a match selvaggi che eccitano il pubblico, ma in cui gli arbitri spesso lasciano fare. Così ora bisogna registrare la morte di due pugili nipponici a causa di lesioni cerebrali subite in due diversi incontri disputati nel corso della stessa riunione alla Korakuen Hall di Tokyo. Le vittime sono il super piuma Sidetoshi Kotari e il peso leggero Hiromasa Urakawa, entrambi ventottenni poteschini, ricoverati entrambi dopo i rispettivi match piuttosto duri che si sono svolti il 2 agosto scorso e subito sono stati operati ma senza risultato positivo. Andiamo a politica internazionale, no? Che adesso solita questione il gioco tra superpotente e così via, non sono pare che stia giocando una partita dei gai a flipper o elettronica e chi invece impara non va pata morto, ganar e destruimento. L'accordo non farà felice né Mosca né Kiev. Il vicepresidente Vance in vista del vertice in Alaska tra Putin e Trump. L'eventuale accordo, che punta quantomeno a congelare la guerra tra Russia e Ucraina, alla fine non renderà felici né Mosca né Kiev. Il vicepresidente americano Vance usa il pragmatismo per spiegare cosa potrebbe accadere dopo l'incontro programmato per il 15 agosto da Donald Trump e da Vladimir Putin in Alaska. Non ovviamente condanniamo, noi ovviamente condanniamo l'invasione, non ci piace che le cose siano andate così, ma qui bisogna fare la pace, ha aggiunto Vance. L'unica via è quella di un leader forte che obblighi le parti ad avvicinarsi, ma figurati. Ci sono ancora migliaia di terroristi, l'obiettivo è liberare Gaza da Hamas. L'unica cosa è che noi dobbiamo liberare da Netanyahu. Netanyahu illustra il suo piano di conquista, ONU escalation pericolosa. Netanyahu è che il canne deve restare a galla politicamente. Netanyahu tira dritto, vogliamo liberare la striscia di Hamas. Pure in Russia quieren liberare su Donbass e così via. Pure l'Italia che ha fatto liberare sul meridione, cioè che hanno vinto il regno delle due Sicilie, l'ha liberato e va posto un altro re. Ad esempio la liberazione che è nata in, in Etiopia e così via, che lì a liberare l'Etiopia. Mosca, europei imbecilli, nazisti, cioè pensate un pacco, dai non arrivata lu corrotto, lu vuoi che nara corrotta assai, ma lui non cede, l'integrità territoriale dell'Ucraina non si discute. Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance spinge ancora per un compromesso. E va bene, che in questo terminiamo, si teneva le oggi e non diamo l'appuntamento a casa. Intanto in Accarai, ma non auguro, cioè, ti racconto ma non auguro a Giovanni Villa e Nina Carai saluta Tapolino Saudio e sa sigla di tancatura e nostra Laura intende scasa a Samotti Solo.
A mensur videre llevano a tutto da Visti TV. Adioso e menso sacraso.